Questo è un piano che vogliono approvare in tutta fretta, è da mesi che lo aspettiamo, adesso ce lo presentano all'ultimo minuto e nel giro di 2 settimane vorrebbero portarlo all'approvazione in Consiglio. Ricordo che nella scorsa legislatura per il piano aria, il piano energia, il piano cave, il piano case c'è stato un lungo lavoro di partecipazione anche di 2, 3, anche di 6 mesi per ciascun piano. È inaudito, tra l'altro, che ci presentino in commissione il piano ma non illustrino il regolamento attuativo, che è la parte più importante di questo piano. Un piano, ricordo, che stiamo aspettando dal 2007, quindi 14 anni di attesa per portarlo in Consiglio, in lavori forzati, diciamo così, della Commissione, dove anche le audizioni vengono fatte in giorni non usuali, in fretta e furia. Le cose devono essere fatte bene, deve esserci qualità, perché questo è un piano che, se durerà come quello scorso, durerà 15 anni, anche se la sua validità è di 5 anni. Poi ci sono questioni cruciali come quella del divieto di caccia nei terreni dei privati. Viene prevista una norma che non ci soddisfa, che pone troppi lacci e lacciuoli per i cittadini che vogliono vietare la caccia sui propri terreni. E hanno burocratizzato al massimo la procedura, prevedendo addirittura la relazione di un tecnico, quindi costi, burocrazia, quando in molte altre regioni d'Italia basta fare domanda e l'autorizzazione del divieto di caccia è accolta in automatico. Dopo 9 anni di proroghe non si può fare un piano in 9 giorni. Quindi quello che noi abbiamo chiesto è di avere il tempo di poterlo condividere con quelli che sono poi i soggetti interessati esterni, quindi il popolo veneto, nell'interesse proprio dei cittadini veneti, visto la complessità e l'importanza della materia, e quindi siamo contenti che domani arrivi anche la proroga. Dopo discuteremo di questo. Avevamo già chiesto in fase di bilancio che la proroga fosse a fine dicembre, forse ci avevamo visto lungo. Non si possono fare forzature su una materia che include tutti gli interessi che vengono inclusi nel piano faunistico venatorio, così delicata, perché dovrebbe essere un piano che va a valorizzare poi e a tutelare quello che è il mondo ambientale e quelle che sono le diverse mondi che poi ruotano, quindi dalle associazioni agricole alle associazioni ambientali alle associazioni venatorie. È importante includere in questa discussione anche ad esempio le associazioni ambientaliste. Quando parliamo appunto di caccia stiamo parlando anche di territorio e di tutela del territorio, e per Veneto che vogliamo questo è importantissimo, quindi costruire un piano ha bisogno di tempo e di concertazione. Ci vogliono dai 4 ai 6 mesi, non si può approvare con un colpo di mano, diciamo ad agosto. È un tema anche importantissimo perché sappiamo che la caccia è legata e dovrebbe essere legata anche alla tutela del territorio. Faccio un esempio, sempre di più la caccia può essere anche integrata dentro la tutela ambientale nel momento in cui la rivolgiamo ad esempio a delle specie che sono magari dannose per il territorio, mentre farlo così velocemente non permette di guardarla in un'ottica ambientale.